È la risposta che diamo a 2 milioni e più di accessi ai pronto soccorso e quindi la possibilità che a questi cittadini siano date informazioni in sala d'aspetto sempre più all'avanguardia, ospitali, confortevoli, la possibilità di avere, che so, dell'acqua fresca, delle prese elettriche, i video per l'informazione, le riviste, ma soprattutto ricordiamolo, quello che ho definiti gli angeli in pronto soccorso, cioè ragazzi, io spero siano veramente tutti ragazzi formati che possono lavorare all'interno della sala d'aspetto, tenendo i rapporti con i pazienti che sono lì in attesa e dando in continuazione informazioni. Questo significa anche diciamo, una possibilità per chi è in attesa di capire cosa sta succedendo all'interno del pronto soccorso. Tante volte sono un po' abbandonate a se stesse le persone che sono lì. Guardi, noi siamo i numeri uno a curare. Io mai ricevo lettere che mi dicono mi hanno curato male, ma magari mi dicono ho atteso ore in pronto soccorso e nessuno mi diceva niente. Penso sia più utile avere qualcuno che ti dice guardi, caro signore, cara signora, sta attendendo perché dentro abbiamo un caso grave, abbiamo un incidente, fra un quarto d'ora toccherà a lei, cioè informazioni in continuo, è quello che si fa ed è un grande segno di civiltà. Tutto deve essere pronto in 90 giorni, ha detto. Beh, 90 giorni è il termine che noi abbiamo dato ai nostri direttori generali. L'operazione è un po' simile a quella degli ospedali aperti di notte. Abbiamo definito le direttive e dopodiché si è partiti con gli ospedali aperti di notte. Lì ha funzionato, funzionerà anche per il pronto soccorso.